con mister Filippo Chinnici. Vince il San Giorgio Piana 3-1 contro la Parnoval in un primo tempo che si era messo molto bene, da subito 2-0 al 20°, poi il sussulto della Parnoval, e direi che la reazione è stata da grande squadra. Poi sul 3-1 andare subito sul 3-1 dopo il 2-1 non era facile. Sì, perché subire un gol quando vinci 2-0 magari mentalmente puoi subire qualcosa, però i ragazzi oggi c'è da fare un plauso a tutti dal primo all'ultimo. C'è da fare un plauso a tutti dal primo all'ultimo perché veramente hanno dato tutto. Sono soddisfatto di questi ragazzi perché mi stanno rendendo orgoglioso di essere il loro mister e mi sto divertendo ultimamente a vederli giocare perché stanno esprimendo un grande gioco. I risultati ci stanno dando anche ragione. Guardiamo a noi, a quello che può essere una grande stagione come una neopromossa. Ci troviamo a 48 punti oggi e quindi sono contento di questi ragazzi, è merito tutto di loro, della società, dei grandissimi nostri tifosi, e ancora abbiamo 3 partite e cercheremo di fare più punti possibili. Diciamo che hai fatto un assist perché ti volevo fare una domanda su questo, perché non si parla mai tanto di questa realtà che è il San Giorgio Piana, che vede la promozione, una neopromossa che è quarta in classifica con 48 punti. Diciamo che è una squadra che ha cambiato tanto dall'anno scorso a quest'anno, tanti giovani anche promossi questi in prima squadra. Insomma, quanto sei soddisfatto di questi risultati? È arrivata a questo punto anche la stagione, siete quarti, una realtà pazzesca. Noi, guarda, Progetto Piana di certo non sono io che posso parlarne. Io ne posso parlare da 2 anni, ma è da qualche anno che il presidente Evis investe e crede tantissimo a questa squadra, a questa piazza. Lui è albanese di nascita, quindi sente sua questa comunità e io sono orgoglioso di essere il loro mister e rappresentarlo perché ci sta vicino, non ci fa mancare niente. E oggi, a prescindere dai nostri giovani, volevo dire che la nostra squadra ha un'età media di 21 anni. Oggi ha esordito anche un altro 2008, che insieme a Pizzo sono 2 2008 che veramente ci possono stare benissimo, lo stanno dimostrando, e oggi Colicchia è entrato gli ultimi 7 minuti più recupero, benissimo. Parliamo di un profilo importante perché è un profilo che viene dal Palermo, quindi è un profilo che si allena benissimo, un giocatore intelligente, e cercheremo di dare più spazio a tutti. Grazie mister. Grazie.